La borsetta in mano, gli sguardi fieri e compiaciuti e quell'aria appagata di chi sa di aver fatto l'affare. Non è difficile intuire, passeggiando tra le vie dei centri delle città, che sono iniziati i saldi estivi. Anche a nord-est, in molte vetrine, sono apparsi tanto attesi e spesso sgargianti cartelli con gli sconti. Obbligo per i commercianti di indicare il prezzo originale del prodotto, la promozione applicata e il prezzo finale. In Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige la caccia all'affare è stata favorita dall'abbassamento delle temperature a causa di un'ondata di maltempo che si è battuta nei giorni scorsi. Un'occasione per molti per uscire, per fare quattro passi in centro e dedicarsi allo shopping, cercando di acciuffare il capo, magari tanto inseguito nell'ultimo periodo, ad un prezzo sbalorditivo. Padova però è un'eccezione, i cantieri del tram e i pochi parcheggi disponibili hanno scoraggiato non poche persone a preferire altre mete. Ecco quindi che le località venete di mare, lago e montagna hanno registrato un incremento del 2% in più rispetto allo scorso anno, favorito probabilmente dal flusso di turisti che già da settimane stanno scoprendo le bellezze della regione. Si punta soprattutto su abbigliamento e calzature. In media ogni famiglia si stima spenderà circa 200 euro. A saldi appena avviati, i dati sembrano quindi incoraggianti, ma per il presidente di Federmoda, Confcommercio Veneto e Ascom Padova, Riccardo Capitanio, bisogna andarci cauti. Il primo giorno di saldi è sempre speciale, ma niente a che vedere con il wow di qualche anno fa. Adesso veniamo da un e-commerce che imperversa e da pre-saldi che sono in pratica cominciati già a maggio e hanno investito un po' tutto il comparto, ha ribadito. Ma ormai è da anni che ci si ritrova nella consueta diatriba acquisto in negozio oppure online che divide la gente tra tradizionalisti e innovativi. In qualunque caso per tutti c'è tempo fino a fine estate per accaparrarsi il prodotto al miglior prezzo.